Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il ministro Toninelli questa mattina a Gioia Tauro ha firmato il protocollo di legalità per garantire trasparenza nelle attività dello scalo. Nel giorno dello sciopero dell'Italia i dipendenti Sacal incrociano le braccia per chiedere all'azienda il rispetto di accordi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. La violenza sulla compagna per anni dinanzi ai figli minorenni, la storia terribile a Corigliano Calabro, allontanato da casa un 29enne. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma tra Lazio e Calabria, arrestate 18 persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti. La Procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per chiarire cosa è accaduto nel carcere dopo la fuga del 20enne Maliano. Le giornate reumatologiche a Rende, iniziativa nazionale, 30.000 i malati in Calabria, incontri tra medici e pazienti. Ancora buonasera, dunque attenzione ancora alta sul porto di Gioia Tauro, la presenza del ministro Toninelli questa mattina nello scalo per firmare il protocollo di legalità e garantire trasparenza nelle attività. Sentiamo. Arriva puntuale il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli per quella che è la sua quarta visita in Calabria. Ad attenderlo il commissario dell'autorità portuale di Gioia Tauro Andrea Agostinelli, il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, il procuratore della Repubblica della città dello Stretto Giovanni Bombardieri e il legale rappresentante della MCT Paolo Maccarini. L'occasione è il rinnovo del protocollo di legalità per il porto di Gioia Tauro, che ha l'obiettivo di garantire trasparenza alle attività dello scalo, non un punto di arrivo ma di ripartenza, ha detto il ministro nel corso della conferenza stampa. Per me questa fase di avviamento è importante e deve essere accompagnata ancora dall'ammiraglio Agostinelli. Nel frattempo creeremo le condizioni per arrivare alla fase operativa ordinaria, uscendo dal commissariamento straordinario, ma facciamo in modo che non ci sia oggi uno scossone che possa, limitare, frenare l'avviamento che si sta portando avanti. Aspettiamo qualche mese, non c'è fretta. Ma qual è il piano del Ministero per le infrastrutture calabresi che da sempre frenano l'economia di questa regione? Ma io dico una sola parola: investimenti. Investimenti pubblici, basta corruzione, basta mafia, investimenti pubblici che producono tanto indotto, che producono tanta occupazione. Se le guarda il piano industriale di Ferrovie dello Stato con all'interno RFI ed ANAS, l'accelerazione che abbiamo imposto loro di fare porta 4 miliardi di euro in più nel 2019, nel 2020 in investimenti. Tanti di questi sono al sud, sono in Calabria. Uno fra tutti, la manutenzione dell'esistente. Si era persa negli ultimi anni l'investimento per mantenere ciò che già avevamo: ponti, viadotti, gallerie, le strade, autostrade, ferrovie. Avendo imposto maggiori investimenti accelerati significa che imprese locali lavoreranno di più. Tante piccole cantieri che si apriranno, che non dovranno durare anni, ma che in pochi mesi si chiuderanno, che significa imprese che lavoreranno e staranno meglio. Dai porti agli aeroporti, oggi disagi in tutti gli scali italiani per lo sciopero di Alitalia che è tenuto a terra, più di 300 voli. Alla Lamezia si aggiunge la protesta di Sacal, dei dipendenti chiamati a raccolta dal sindacato USB per rivendicare alcune situazioni poco chiare e penalizzanti per i dipendenti. Sentiamo. Nel giorno della cancellazione di più di 300 voli da parte di Alitalia per lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo a causa delle condizioni difficili del settore, anche i dipendenti della Sacal manifestano la propria insoddisfazione incrociando le braccia alla Lamezia, un'astensione dal lavoro proclamata da USB dopo l'esito negativo della conciliazione. Le rappresentanze sindacali lamentano che a fronte dei risultati lusinghieri raggiunti da parte del nuovo management, i diritti dei lavoratori non siano stati rispettati. In particolare, le rivendicazioni dei dipendenti si basano su alcune situazioni poco chiare relative alle operazioni che hanno portato alla cessione del ramo d'azienda e alla creazione di una bad company e a retribuzioni e trattamenti pensionistici. È uno sciopero locale a cui seguiranno sicuramente altre azioni di sciopero, perché l'azienda non intende
riconoscere quelli che per noi sono dei diritti acquisiti. Ad esempio la vera motivazione dello sciopero è perché senza alcun preavviso l'azienda ha deciso di eliminare quello che era un premio per noi consolidato, sancito dal contratto nazionale, poi trasformato proprio in un EDA, un elemento distinto aziendale, proprio consolidato. Noi aspettavamo questo premio semestrale, diciamo, e di fatto non ci è stato riconosciuto. I dipendenti affermano di essere costretti a lavorare sempre in condizioni critiche, sotto organico e con carichi di lavoro fisici e di stress emotivo ben oltre il tollerabile, e chiedono interventi delle forze politiche e sociali. Chiediamo la reinternalizzazione della Sacal GH in Sacal, che è la cosa a nostro modo primaria. Perché non si può fare una bad company, cioè una compagnia destinata ad essere svenduta, quando di fatto la Sacal come gestore unico aeroportuale ha la possibilità tranquillamente di riprenderci, diciamo, a lavorare sotto la sua bandiera. Poi altre problematiche rivestono i pensionati. Abbiamo diversi pensionati e diverse persone che andranno di qui a breve ad essere pensionati, che purtroppo per problemi burocratici non riescono a percepire la pensione. Quindi ci sono abbiamo delle famiglie che da 7 mesi, 8 mesi, un anno non percepiscono reddito per un semplice problema burocratico che speriamo quanto prima la Sacal riesca a sistemare. Adesso apriamo la pagina di cronaca. Minacciato, violentato e vessato per anni la compagna davanti agli occhi impauriti dei 3 figlioletti minorenni. Per questo i carabinieri di Corigliano, su disposizione della procura di Castrovilla, del procuratore Facciolla, hanno eseguito la misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna nei confronti del compagno di 29 anni. Sentiamo. L'ha condotta nel luogo dove fu barbaramente uccisa Fabiana Luzzi nel 2013 a Corigliano, e qui l'ha minacciata di morte con un bastone se avesse raccontato le umiliazioni, le vessazioni e gli atti di violenza e abusi subiti. È l'ennesima storia di maltrattamenti e prevaricazioni che siamo costretti a raccontarvi, ma resa ancora più drammatica dal fatto che ad assistere ad anni di persecuzioni, botte, aggressioni fisiche e verbali c'erano le 3 figliolette minorenni. Una vicenda gravissima che ci restituisce lo spaccato dell'ennesimo femminicidio mancato solo grazie alla forza e al coraggio della donna che, dopo l'ultima violenza subita, i lividi sul corpo e nell'anima, ha deciso di denunciare l'orco alle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno così notificato ad un 29enne coriglianese la misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, emessa dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura, coordinata da Eugenio Facciolla. Un clima di sopraffazione e di ostilità nei confronti della vittima, testimoniato non solo dai fatti descritti dalla donna, ma anche da prove documentali e fotografiche acquisite dai militari, che hanno permesso di ritenere sussistenti le esigenze cautelari nei confronti del 29enne, nonché del grave impianto accusatorio, avendo ingenerato nella compagna uno stato di sofferenza fisica e morale tanto da farle temere per la propria incolumità. All'uomo vengono contestati reati di maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale, e oltre all'allontanamento da casa e al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, l'autorità giudiziaria ha emesso l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma tra Lazio e Calabria. Sono finite in manette 18 persone appartenenti ad una organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, le Fiamme Gialle hanno sequestrato cocaina, hashish, oltre a un laboratorio clandestino e un arsenale. Oltre 100 kg di cocaina, circa 143 kg di hashish, un laboratorio clandestino allestito per la lavorazione, il taglio e il confezionamento della cocaina.
oltre all'arresto in flagranza di 7 soggetti fra corrieri e fiancheggiatori e il bilancio delle attività investigative condotte dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, che hanno sgominato una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con base nella capitale e ramificazioni in Calabria. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP nel Lazio e in Calabria, le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Capitolina ed eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno smantellato uno strutturato sodalizio radicato nel quartiere di Monte Spaccato, capeggiato da un personaggio emergente nel panorama criminale romano, collegato ad esponenti di note consorterie di stampo mafioso, rispetto alle quali era divenuto un importante canale di distribuzione di droga. Dalle investigazioni sono emerse relazioni intessute con esponenti della cosca di Rosarno e con un pregiudicato di origini brindisine vicino alla Sacra Corona Unita, e si è giunti all'individuazione grazie anche alle dichiarazioni rese da 2 collaboratori di giustizia. La caratura criminale del sodalizio testimoniata dal sequestro, operato dalle Fiamme Gialle nel mese di marzo 2016, di un vero e proprio arsenale individuato dopo alcuni pedinamenti. In quell'occasione erano state rinvenute 20 armi da fuoco, fra cui Kalashnikov, fucili a canne mozze a pompa, mitragliatori Scorpion e silenziatori, 6 kg di esplosivo ad alto potenziale, 5 detonatori e un giubbotto antiproiettile, nonché circa 73 kg di cocaina e 140 di hashish. Anni di indagini, intercettazioni e pedinamenti che hanno consentito di ricostruire la struttura della gang con l'identificazione degli altri associati e degli odierni catturandi, cui il Dominus aveva affidato il compito di gestire le aree di spaccio, trasportare e custodire la droga, recuperare i crediti insoluti a fronte di pregresse cessioni di stupefacente, ricorrendo anche a gravi minacce e atti violenti in caso di scarsa produttività della piazza di spaccio. I carabinieri di Desenzano hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio Gaetano Fortugno, ristoratore che proprio a Desenzano del Garda, nel bresciano, ha sparato a un suo ex dipendente che chiedeva alcuni stipendi arretrati, almeno questo dalla prima ricostruzione dei fatti. Fortugno è componente di una famiglia di Gioia Tauro, nel Reggino, già al centro di inchieste sulla presenza dell''ndrangheta al nord, e si trova adesso in carcere a Brescia. Il ferito non è, per fortuna, in pericolo di vita. E la Procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per chiarire cosa è accaduto nel carcere domenica mattina dopo la fuga del 20enne Mariano. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda di Amadou Coulibaly, il 20enne del Mali che è riuscito ad evadere dal carcere di Cosenza, ma che è stato bloccato e arrestato dopo qualche ora nel cuore della città vecchia, perché la Procura vuole vederci chiaro. La direzione delle indagini è stata assunta dal procuratore Mario Spagnuolo, che in queste ore sta sentendo i testimoni, visionando i filmati e raccogliendo tutti i pezzi per ricostruire il puzzle della fuga del giovanissimo extracomunitario che avrebbe scavalcato il muro di cinta del carcere di Cosenza per poi far perdere le proprie tracce per ore. Un'evasione lampo, una caccia all'uomo durata per alcune ore e una città militarizzata. Il giovane con la maglietta gialla, come è stato ribattezzato da molti, non conosceva la città e dunque non sapeva come muoversi. Ha tentato di mimetizzarsi fra la fitta vegetazione del fiume Crati, ma poi è stato individuato e fermato a pochi passi dalla caserma Grippo. Cosa non ha funzionato? E se ci sono responsabilità, questo verrà chiarito dal fascicolo aperto dal capo della Procura Abruzia. Certo, gli organici ridotti e le tante denunce fatte dal sindacato di polizia penitenziaria sono caduti nel vuoto. Vedremo nelle prossime ore cosa succederà. Intanto il 20enne maliano, che era detenuto per scontare una condanna fino al 2023 per rissa e lesioni gravi, è stato riportato dietro le sbarre, dove dovrà scontare la pena inflitta dai giudici, ma sui social è diventato il protagonista indiscusso della domenica. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, è stato nominato il nuovo prefetto Francesco Zito. È durato poco e meno del previsto il periodo di interregno del prefetto Francesco Ferrandino, distaccato alla guida della prefettura di Vibo Valentia, sebbene già fosse il prefetto di Catanzaro. La polemica suscitata da questo doppio incarico, che secondo alcuni poteva paventare un ridimensionamento degli uffici vibonesi, ha evidentemente convinto il Ministero degli Interni a non prendere altro tempo, nominando subito il nuovo titolare e proprio alla vigilia della tornata elettorale che domenica vede il capoluogo di provincia chiamato a scegliere anche il nuovo sindaco.
Ecco, ed è una nomina che sembra avere anche un suo significato nel segno, si potrebbe dire, della continuità. Francesco Zito, 60 anni, attualmente in servizio al Ministero degli Interni, nell'ultimo periodo è stato anche commissario straordinario del comune di Ciromarina, comune sciolto per infiltrazione della criminalità all'indomani dell'operazione Stige, componente dunque di quella commissione alla cui guida era stato chiamato Giuseppe Gualtieri, proprio il prefetto del quale di fatto oggi prende il posto. Da qui il segno della continuità che si immagina sia alla base di questa nomina, essendo evidente tra i due una conoscenza ed una frequentazione che non può che essere utile in questa sorta di virtuale passaggio delle consegne. Laureato in legge all'Università La Sapienza di Roma, ha già ricoperto numerosi incarichi, ma è alla sua prima esperienza da prefetto. Negli ultimi anni è fatto da supporto all'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Zito ha ricoperto diversi incarichi per conto del Viminale ed è stato anche vicecapo di gabinetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e capo segreteria di 2 sottosegretari al Ministero dell'Interno, Michelino Davico e Saverio Ruperto, nonché capo della segreteria tecnica del ministro calabrese Maria Carmela Lanzetta. Insomma, arriva a Vibo Valentia un profondo conoscitore della macchina burocratica ed amministrativa degli enti locali. Parliamo di medicina con le giornate reumatologiche a Rende, un'iniziativa nazionale. Sono 30.000 i malati in Calabria e ci sono stati degli incontri fra medici e pazienti. Medici e pazienti a confronto a Rende nella 2 giorni del Reuma Days promosso dalla Società Italiana di Reumatologia, appuntamento nazionale per la prima volta in Calabria, regione in cui sono oltre 30.000 le persone affette da una delle 150 diverse malattie reumatologiche, con costi che si aggirano sui 400 milioni di euro l'anno. Patologie invalidanti, lo confermano le tante associazioni presenti nell'incontro di ieri, di cui si parla però poco. Obiettivo delle 2 giornate in cui sono stati coinvolti i cittadini con la distribuzione di opuscoli e sondaggi informativi è sta quella di far conoscere la malattia e sensibilizzare verso i controlli per una diagnosi precoce. Noi dobbiamo sensibilizzare anche i nostri payer, i nostri decisori a livello regionale affinché quello che è stato già sancito, cioè di cui si è parlato anche stamattina alla tavola rotonda, alle quali erano invitate tutte le massime istituzioni regionali, possa essere messo in atto quello che è già un atto deliberativo che la Regione ha istituito, che è il DCA 119 già da 1 anno e mezzo, che ci consenta quindi di metterci in rete, ci consenta attraverso il grosso lavoro anche di screening che va fatto soprattutto dai medici di medicina generale per individuare quei pazienti che hanno bisogno in via prioritaria di un consulto reumatologico per poter stabilire la priorità e quindi dare la possibilità a questi pazienti, e sono tanti, di poter iniziare le terapie più mirate proprio per avere una possibilità in più rispetto ad altre patologie che hanno gli stessi percorsi diagnostici. E adesso andiamo al liceo classico Bernardino Telesio perché parleremo di teatro, perché cresce l'attesa per la rappresentazione Medea, i segreti della nave Argo, in scena il 24 maggio al Rendano. Il liceo classico Telesio di Cosenza continua la sfida artistica dando la possibilità ai propri studenti di cimentarsi con il teatro. Il 24 maggio alle 20:30 nella suggestiva cornice del Teatro Rendano andrà in scena la rappresentazione teatrale Medea, i segreti della nave Argo, per la regia di Antonello Lombardo. Si tratta della 5ª produzione delle officine teatrali telesiane, fortemente volute dal dirigente scolastico Iaconianni, affinché garantissero la possibilità di rivivere il miracolo del teatro greco di tradizione in una sorta di ideale Siracusa-Abruzia. Un'attività che aiuta i ragazzi alla formazione, vivono sul campo le loro discipline di studio, quindi e poi sviluppa tante altre capacità, dà agli studenti tante possibilità. Ci tenevamo moltissimo con questo laboratorio teatrale, battezzato appunto Officine Teatrali Telesiane, è diventato ormai un appuntamento, una consuetudine con la città di Cosenza. Era probabilmente uno spaccato che mancava e abbiamo fortemente voluto questa tragedia, di modo tale che Cosenza potesse in qualche modo divenire la Siracusa della Calabria. Quest'anno andiamo in scena con Medea, i segreti della nave Argo, questo è il titolo della rappresentazione. Regista il nostro professore maestro Antonello Lombardo, che ha trattato la Medea dalla Apollono Rodio, quindi la Medea giovane, a
Medea di Euripide, quindi con una rivisitazione particolare, come è solito fare il nostro maestro lombardo. E quest'anno l'appuntamento di maggio è ancora più ricco, perché abbiamo messo insieme nella stessa giornata il certamen, quindi la gara con un certamen internazionale. Interverranno anche grecisti illustri, quale il professor Bernhard Zimmermann dell'Università Friburgo tedesca di Germania e il professor Lelli del Liceo Tasso di Roma, e i vincitori verranno premiati prima della Medea, quindi insomma è uno spettacolo completo. Mi giungono notizie che si va verso il sold out, quindi biglietti sono in prima fila oppure online in primafila.net. Andiamo nel piccolo centro di Cribari, nel territorio di Casali del Manco, in provincia di Cosenza, dove è stato svelato il mosaico Arti e Mestieri ed è stata una festa, vediamo. Un lungo applauso ha salutato l'inaugurazione a Cribari, località di Casali del Manco, del primo mosaico Arti e Mestieri realizzato dal maestro Giuseppe Forno. La luce dei marmi colorati riflette e narra la storia di una comunità fortemente ancorata alle sue radici. L'arte del mosaico e gli artigiani rappresentati, tessere di un lavoro in cui si incontrano passato, presente e futuro, radici e ali per il piccolo borgo. Un evento promosso dall'amministrazione comunale, in particolare dal sindaco Stanislao Martire, dall'assessore ai beni culturali Giulia Leonetti e dal presidente del consiglio comunale Luca Covelli, presenti cittadini, associazioni, i parroci del territorio. La festa in un luogo che, come affermato dall'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, intende valorizzare e difendere la propria identità. Il lavoro come coesione sociale è il tema scelto per le opere. Il mosaico inaugurato domenica è il primo di una serie che saranno collocate in un percorso artistico a Cribari. Non è un caso che si sia scelto questo borgo per raccontare anche visivamente lo scorcio di vita e tradizioni in un idillio di arti e colori, così è stato descritto il mosaico. Cribari infatti è sede del Paese Museo. Nei locali dismessi, vecchie abitazioni sono state riqualificate e riadattate con la ricostruzione fedele di attività ormai vive solo nei ricordi e con gli strumenti di allora. Un museo diffuso che è un piccolo tesoro da scoprire, un viaggio emozionale per i visitatori alla scoperta di un territorio difficile da dimenticare. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Tempo abbastanza stabile e clima mite sulla nostra regione grazie a una temporanea risalita di un debole promontorio anticiclonico di matrice nordafricana. Le temperature subiranno pertanto un moderato rialzo, riportandosi nuovamente su valori tipici del periodo. Domani nuvolosità irregolare di tipo stratiforme al mattino, ampie schiarite dal pomeriggio, temperature in ulteriore e lieve aumento. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno e dei quadranti meridionali sullo Ionio, con mari ovunque poco mossi. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime ore, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata.